Salve a tutti, ok, ora funziona. Sono appunto, come diceva Francesco Pitirra, sono il candidato per le elezioni del 21 e del 22 maggio per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'ERSU Cagliari. Faccio parte della lista unica 2.0. Allora, devo dire che il nostro programma si basa innanzitutto sul riscrivere e sul fare una nuova legge regionale sul diritto allo studio. L'attuale legge regionale che abbiamo risale al 1987, quindi diciamo che è estremamente vecchia e non consona a quello che è il 2013 per uno studente universitario. È stata portata solo una modifica nel 2003 che riguarda, diciamo, gli importi minimi, la rimodulazione degli importi minimi delle borse di studio. Pare per uno studio che attesta che la vita media a Cagliari costa meno rispetto alle altre città italiane, quindi sicuramente è una di quelle cose che vogliamo portare avanti, lo diciamo da tempo, vogliamo riscriverla con gli studenti e vogliamo farci protagonisti appunto di questa legge, soprattutto facendo in modo che la nostra condizione di insularità non sia vista come un ostacolo da noi, ma magari come un valore aggiunto. Un'altra delle cose su cui punteremo e in cui da anni puntiamo è sicuramente la questione delle borse di studio. Siamo gli unici che in tanti anni, in tanto tempo, sono andati a contestare le attuali politiche regionali che destinano pochi fondi a favore del diritto allo studio, facendo aumentare così di volta in volta la terribile categoria di idonei non beneficiari, che l'anno scorso è arrivata al 42%, e speriamo e dobbiamo cercare di arginare questa categoria e di fare in modo che non esista più, perché per uno studente non avere la possibilità di studiare, non avere la possibilità di portare avanti il proprio percorso accademico con la tranquillità che merita è una cosa abbastanza terribile. Un'altra cosa è sicuramente il progetto della residenzialità studentesca. Il progetto della residenzialità noi l'abbiamo iniziato con il mandato che ci ha visto protagonisti adesso all'interno dell'ERSU Cagliari, con il progetto del campus, un campus che dà a Cagliari un più ampio respiro, tra virgolette, quindi fa di Cagliari una città universitaria. Chiaramente però il progetto del campus non deve farci distrarre da quelle che sono le attuali condizioni di molte delle case dello studente presenti nella città di Cagliari, quindi sicuramente la prima cosa su cui bisogna puntare è migliorare e rendere consone queste case, in modo che gli studenti che ci abitano vivano con la tranquillità che meritano il proprio percorso di studi. Sicuramente un'altra cosa molto importante in riferimento alle case è quella del regolamento delle case. Abbiamo un regolamento delle case, gli studenti che vivono nelle case dello studente vivono un regolamento che è veramente proibizionista e da molti di loro definito come quasi carcerario. I difetti lo sappiamo quali sono: non si può ospitare una persona dopo le 24, non si possono ospitare più di 2 persone a persona, e questo fa sì che se uno studente ha dei cari fuori, ha un amico fuori, ha la ragazza, il ragazzo fuori, non lo può ospitare. Ed è considerato quasi diverso, diciamo, rispetto a uno studente che magari ha un alloggio a Cagliari in affitto. E sicuramente è molto importante anche la questione, ci batteremo per questo come da anni facciamo, la questione delle mense. Ci troviamo all'Annilloi, siamo vicino a Via Trentino, siamo in Via Trentino aveva una mensa che era del tutto non consona alla vita di uno studente, una mensa che era praticamente un buco. Abbiamo fatto in modo che all'interno di Via Trentino, nella mensa di Via Trentino, ci fosse una cucina nuova, in modo da offrire pasti di qualità come uno studente merita, e ci fosse anche tra l'altro un passaggio diretto dalla casa di Via Trentino sino appunto alla mensa per gli studenti con disabilità, e questa è una cosa molto molto importante. Chiaramente ci batteremo allo stesso modo perché questo sia fatto anche nella città della universitaria, in cui anche lì è una delle poche mense che non ha una cucina, e questa non è una cosa buona, quindi ci batteremo sicuramente anche per questo. Io voglio ricordare solo un paio di cose, che Unica 2.0 è un gruppo che lavora negli anni, è un gruppo che per il diritto allo studio ha portato avanti numerose battaglie. Me ne sono segnate perché a volte è difficile anche ricordarsi di tutte le volte che ci siamo trovati a combattere le attuali politiche regionali. 17 novembre 2011, giornata dello studente, sit-in sotto la regione per il fitto a casa. 19 dicembre 2011, sit-in sotto la regione a favore delle borse di studio, del fitto a casa, degli alloggi dignitosi, dei trasporti efficienti con tariffe agevolate. Marzo scorso siamo stati gli unici e primi in tutta Italia a combattere il DM Profumo, un DM che doveva e voleva rovinare in tutti i modi quelle che erano le borse di studio, dividerle in una sorta di scala gerarchica, in una sorta di generalizzazione tra nord, centro e sud. Siamo riusciti a bloccarlo perché
tuttavia è ancora in discussione. Siamo riusciti a bloccarlo, ma per ora non è passato e speriamo non passi e continueremo a farlo. Siamo stati gli unici a farci sempre promotori di queste battaglie. L'ERSU non è un posto dove si scherza. Io oggi non posso sentir dire che i finanziamenti per le borse di studio devono arrivare dai privati, perché noi siamo un'università pubblica e meritiamo fondi pubblici che devono arrivare da noi. Per questo spero che il 21 e il 22 maggio andiate a votare e votiate Unica 2.0 Francesco Pitirra al CDA dell'ERSU.